Serie B-Win. Tutti i colori della passione. La 38esima giornata in Serie B-Win si chiude con la sfida che può regalare il primo verdetto del campionato. Il Siena, vincendo allo stadio Silvio Piola contro il Novara, festeggerebbe infatti la promozione con 4 giornate di anticipo, ma le motivazioni sono massime anche per i piemontesi, allenati da Attilio Tesser, che con 3 punti tornerebbero solitari al terzo posto, ovvero il migliore in vista degli ormai imminenti play-off. Si parte agli ordini dell'arbitro Doveri di Roma, partita subito spumeggiante con vari capovolgimenti di fronte al 21esimo. Ci prova Calaiò con questo sinistro che Uicani sfiora, quel tanto che basta per mandare la palla in calcio d'angolo. 22esimo Reginaldo per Bolzoni, destro di prima intenzione, ancora Uicani si distende e sventa la minaccia, attacca di più la squadra di Antonio Conte, cross di Troianiello, Calaiò, colpo di testa ad anticipare Lisuzzo, palla fuori, veramente di un soffio, soffre sotto il Panama il DS del Siena. Perinetti, 31esimo, Morganella in mezzo e attenzione, c'è il gol di Gonzalez che in mezzo all'area mette in rete, la respinta corta di Coppola, attacca il Siena ma segna il Novara con il 14esimo centro in questa Serie B-Win per Pablo Andrés Gonzalez. Rivediamo il piatto sinistro del giocatore che da giugno sarà del Palermo dopo una bella azione tutta di prima con il cross da destra di Michel Morganella. La reazione del Siena, Caputo in area, Uicani una volta e 2 volte a sventare di nuovo, un'azione pericolosissima per gli uomini di Conte che vanno subito alla reazione. Caputo, colpo di testa che di nuovo si perde di pochissimo a lato. Reginaldo vede a destra Troianiello, destro sulla traversa, il Siena meriterebbe ampiamente il pareggio. Reazione veemente dopo il gol di Gonzalez. Secondo tempo, partita bellissima. Siamo al 47esimo, palla recuperata da Marrone, attenzione, il Novara è sbilanciato, Calaiò avanza contro Lisuzzo, ancora Calaiò, il sinistro chirurgico per il pareggio meritatissimo del Siena. Emanuele Calaiò, il gesto dell'esultanza, suo classico, quello dell'arciere. Sono 12 i gol in questa Serie B-Win, azione solitaria per Calaiò che può liberare il sinistro, questa volta nulla da fare per Uicani, insiste il Siena, Reginaldo per Calaiò, la deviazione di Lisuzzo, attenzione per Doveri e calcio di rigore e cartellino giallo per il difensore centrale del Novara, rigore però a nostro giudizio molto generoso per il Siena. Calaiò dal dischetto spiazza Uicani. Novara 1, Siena 2, in questo momento bianconeri in Serie A. Sono 13 gol in questa Serie B-Win per Calaiò, sono anche 100 in carriera da professionista per lui. Gemiti, il cross, respinge Del Grosso, Rigoni, colpetto Coppola, ancora Bertani, di nuovo Coppola, poi Rossettini a terra, Bertani, arriva Porcari, palla alta, la reazione del Novara, le proteste prima di Tesser, poi di Pinardi per l'intervento in precedenza di Rossettini. 75esimo, il pareggio del Novara, colpo di testa vincente di Carlo Alberto Ludi su angolo da sinistra di Gonzalez, premiato il forcing dei padroni di casa, prima rete in carriera in Serie B-Win per il centrale dei piemontesi. Rivediamo ancora il suo stacco imperioso, resta a metà strada Coppola e viene freddato. Dopo il 2-2 la partita si spegne, pareggio che tiene il Siena ad 1 punto dalla Serie A.